200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Andrea Scandola, uno dei titolari della Scandola, azienda di marmo del Veronese. Avete partecipato anche voi a questa iniziativa, concorso della Confartigianato Nazionale, e avete vinto. Una cosa strana, perché lavorate una pietra di solito che serve ad arredare e voi fate oggetti di arredamento. Come? Allora, la nostra idea è iniziata nel 2013. Intanto l'azienda compie 50 anni nel 2014. Nel 2013 abbiamo avuto un'idea, abbiamo preso contatto con un designer veronese, Manuel Barbieri, e abbiamo iniziato questa nuova progettazione e produzione di oggetti per la casa. Questi oggetti non di grosse dimensioni, proprio per riuscire a utilizzare pezzi di scarto della produzione storica, che erano pavimenti e rivestimenti. E da qui è stato scelto proprio da Confartigianato il sottopentola ad osa spaghetti, uno dei prodotti, proprio dei primi prodotti iniziati dal 2013. Questo secondo noi è quello che più ci rappresenta, perché arrivare a lavorare il marmo su certi spessori e certe dimensioni non è semplice. Un prodotto di design con una materia originale veronese, ma di artigianalità c'è qualcosa o è tutto macchine? No, di artigianalità c'è molto, c'è una parte anche di macchina, però la finitura per forza bisogna farla a mano e l'artigianalità c'è per forza. Il Moon è il pezzo che ha vinto, e altri pezzi che vi caratterizzino? Allora, ci sono dei taglieri, dei vasi, dei sottopiatti, fermatovagliolo, un set da tavola, alcuni set da bagno e altri prodotti sempre per l'arredamento della casa, bagno, e nell'ultima collezione anche per l'ufficio. Siete rimasti ancora tradizionalmente poi a lavorare il marmo normale o vi siete solo messi a fare pezzi d'arredamento? No, la produzione storica c'è ancora, legata all'edilizia, però come dicevo nel 2013 abbiamo iniziato proprio una nuova strada, intrapreso una nuova strada proprio per l'arredamento di interni ed esterni.